Trapelano particolari dall'autopsia effettuata sul corpo di Giuseppe Matina, il meccanico di Favara ucciso lo scorso venerdì in un magazzino di Contrada San Benedetto d'Agrigento. Sarebbero decine le coltellate inferte all'uomo, alcune di queste dirette al cuore. Il quarantenne presenterebbe anche dei tagli alla nuca. Giuseppe Matina avrebbe tentato di difendersi dai colpi, avrebbe cercato di scappare, ma sarebbe stato finito con colpi sferrati da dietro. Dell'omicidio il reo confesso Giovanni Riggio, 27 anni, di Palermo, che dopo l'assassinio si è costituito ai poliziotti del commissariato di Brancaccio. Ed è arrivato al capolinea giudiziario invece l'omicidio avvenuto a Favara in via Napoli di Calogero Palumbo Piccionello, noto gestore di sale giochi, ucciso il 28 novembre 2012 a 67 anni. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Antonio Baio, 75 anni, uno dei più noti costruttori di Favara, che ha reso definitiva la condanna a 30 anni di reclusione per l'omicidio da lui stesso confessato. L'anziano è andato dai carabinieri, ha consegnato l'arma e indicato il luogo dove c'era il cadavere. Il movente, secondo quanto riferito dal GIP Luisa Turco durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, sarebbe stato legato a una lettera anonima giunta nel 2009 in prefettura che etichettava Palumbo Piccionello come usuraio. L'imprenditore aveva accusato Baio di essere l'autore della missiva e il contrasto prolungato nel tempo sarebbe sfociato nell'omicidio. Baio, che in Cassazione ha irrobustito il collegio di difesa affiancando Franco Cioppi, ritenuto da tutti il miglior penalista italiano, agli avvocati Antonio Mormino e Giovanni Castronovo, nel tardo pomeriggio di ieri è tornato in carcere per scontare la pena pressoché interamente. Nell'aprile del 2014 era tornato libero per decorrenza dei termini. Il PM Salvatore Vella, titolare dell'inchiesta, in mattinata ha firmato l'ordine di carcerazione e i carabinieri della tenenza di Favara sono andati a prenderlo.